Bentrovati con l'Elzeviro della cultura della vostra emittente di informazione preferita. Eccovi in compagnia della terza pagina delle emittenti locali che informano il territorio. Realtà editoriali. Siamo al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto, in uno dei concerti eseguiti nel centenario della Grande Guerra, quello dedicato al conte Brandolini d'Adda. Era e viveva nel castello di Cison di Valmarino, alle porte di Vittorio Veneto, e venne eletto nel collegio di Vittorio Veneto al Regio Parlamento di Roma. È stato l'unico parlamentare che ha lasciato la vita al fronte nella Grande Guerra. E dal Teatro Lorenzo da Ponte riproponiamo l'Ouverture in Do minore opera 62 da Il Coriolano di Ludwig van Beethoven.
Passiamo ora ad un autore apparentemente poco conosciuto, Max Bruch. Di lui il concerto per violino numero 1 in sol minore, opera 26, solista il nostro grandissimo talento Paolo Tagliamento, a dirigere l'Orchestra Filarmonica e i Solisti di Radio Veneto 1, il maestro Giorgio Sini.
Suonerò la sarabanda dalla seconda partita di Bach in re minore. omaggio anche ad Antonio da Ponte, il famosissimo librettista di Mozart, era di Vittorio Veneto. Ecco perché abbiamo pensato di chiudere questo concerto con la sinfonia numero 40 in Sol minore K550, appunto di Wolfgang Amadeus Mozart. A dirigere l'Orchestra Filarmonica dei Solisti di Radio Veneto 1 il maestro Giorgio Sini.
Si chiude così anche questa odierna terza pagina del Zefiro della cultura di questa emittente di informazione al territorio. Grazie e alla prossima.